Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Andiamo a leggere le notizie non pubblicate sul nostro sito per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Lunedì 15 novembre si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-22 dell'Università di Udine, il 44esimo della sua storia. Nell'occasione verrà conferita la laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione a Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Andiamo a Monfalcone, parliamo di Fincantieri, perché la nave da crociera più grande mai costruita in Italia, la nuova ammiraglia di MSC Sheor, che viene consegnata in queste ore nei cantieri navali della Fincantieri di Monfalcone, alla divisione crociere del gruppo MSC, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini. Una gemella della Sea Shore e la Sea Cape, che è già in costruzione negli stessi cantieri navali di Monfalcone, e la sua entrata in servizio è prevista per il prossimo inverno. I carabinieri della compagnia di Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un rumeno di 42 anni. Il provvedimento, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, è relativo a condanne per reati commessi nella capitale. I militari lo hanno rintracciato a bordo di un pullman diretto verso Roma. Dagli accertamenti svolti è emerso che lo straniero deve scontare una condanna di 2 anni e 6 mesi di carcere per la violenza sessuale di gruppo, le rapine e i furti. Tutti reati commessi oltre 11 anni fa. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto al carcere giudiziario del Corneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa mattina 26 frequentatori del 212° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato hanno prestato giuramento presso la scuola allievi agenti di polizia a Trieste. Per motivi pandemici era presente soltanto il questore, dirigente generale, dottoressa Irene Tittoni, che è stata accolta dal direttore della scuola, primo dirigente, dottoressa Maria Giulia Barbosio. Il corso ha avuto inizio il 27 gennaio scorso. 981 unità reclutate dalla vita civile che si sono formate presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno, l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e le scuole di Trieste, Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza e Vibo Valentia. Da domani gli agenti in prova prenderanno servizio presso le rispettive sedi di assegnazione per completare il percorso formativo con i 4 mesi di applicazione pratica in affiancamento a personale più esperto, terminati i quali acquisiranno la nomina di agente della Polizia di Stato. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione Flash Giorno. Il live tornerà nel tardo pomeriggio, chiaramente tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.